Salve a tutti, sono Gabriella di Riu della cooperativa Alternatura di Nuoro. La nostra cooperativa gestisce due CEAS, il CEAS Nuoro e il CEAS Bolottana, dal 2010 e dal 2014 accompagniamo il CEAS di Belvì nei loro primi passi. Insomma. I nostri ambiti d'azione sono tre: l'educazione alla terra, che è rivolta principalmente ai minori, propone dei programmi educativi che mirano a far comprendere ai ragazzi in maniera ludica quali sono i concetti ecologici fondamentali del pianeta e anche ad instaurare un rapporto emotivo col mondo naturale, perché ormai c'è un profondo distacco con la natura. Il secondo ambito d'azione è l'interpretazione ambientale invece. Questa in genere è un tipo di servizio che proponiamo agli enti privati e pubblici, cioè a tutte quelle persone che vogliono valorizzare dei gioielli naturali o culturali con un piano interpretativo. Abbiamo infatti qua uno dei primi piani interpretativi che abbiamo fatto qua in Sardegna, col GAL Murese Baronie, e quella mappa rappresenta proprio quali sono le caratteristiche principali dei paesi che fanno parte del GAL Murese Baronie. Il terzo ambito invece è quello della contemplazione al servizio della terra. In questo settore ci sono attività soprattutto per le persone adulte. Anche in questo caso pensiamo che le persone abbiano bisogno di ricollegarsi al mondo naturale, quindi le attività sono pensate con questo fine. Abbiamo anche poi i laboratori più classici, insomma, quelli che propongono anche gli altri CEAS. L'Arca di Noè che progetto è? È un progetto sul riciclaggio. È un progetto che abbiamo fatto qualche anno fa in una scuola di Nuoro e abbiamo ricostruito quella che era l'Arca di Noè, ma trasformandola in arga. Diciamo che noi abbiamo rotto i sistemi e abbiamo trasformato le cose più belle del mondo naturale, le ricopriamo di immondezza. Allora noi con l'Arca di Noè abbiamo voluto fare il contrario, cioè raccogliere quella immondezza lì e creare invece una vera e propria arca che portasse un messaggio, cioè aiutiamo il nostro pianeta a rimanere bello così come l'abbiamo conosciuto, no? Quindi con i ragazzi abbiamo costruito una vera e propria arca utilizzando i rifiuti e dentro ci abbiamo messo la famiglia di Noè con tutti gli animali, qui ne abbiamo qualche esempio però. E poi niente, facciamo corsi di varia natura, insomma, sulle piante officinali, di micologia, fotografia naturalistica. E anche cucito, perché il cucito ha tanto a che fare col mondo del riciclo.